Buongiorno da Sicilia 24, le principali notizie. Incidenti mortali ad Agrigento, scontro tra due auto sulla strada Pernaro, muore un uomo di origine rumene di 42 anni, 4 i feriti. Altro incidente a Palermo, vittima un uomo di 51 anni, viaggiava a bordo di uno scooter, la figlia di 20 anni è grave. Ad Augusta la rabbia dei residenti dopo l'incendio allo stabilimento Ecomac, resta alta l'attenzione, ordinanze sindacali per tutelare la popolazione dal pericolo diossina, la procura di Siracusa apre un'inchiesta. La droga viaggia sui tir, a Catania sequestrati oltre 60 kg di cocaina per un valore di 13 milioni di euro, arrestato un trentenne di origini campane. Trame sempre più fitte intorno alla strage di Via D'Amelio, a pochi giorni dal 30° anniversario. Il ritrovamento delle intercettazioni nell'inchiesta mafia appalti riapre vecchi dubbi e propone nuovi spunti di indagine. Palermo nella morsa del caldo, record di telefonate al 118 da parte degli anziani e molti accessi al Di Cristina di bambini disidratati, stop alle carrozze trainate dai cavalli per le alte temperature. Dalla moda anni 60 all'intramontabile intero, le tendenze dell'estate 2025 nel settore costumi sembrano accontentare le esigenze delle donne. Calciomercato, tante le trattative avviate dalle siciliane con l'avvicinarsi della nuova stagione, club in corsa per consegnare agli allenatori i rinforzi necessari a migliorare gli organici. Bentrovati, lunedì si apre con diversi incidenti mortali, il primo nell'Agrigentino ed è di un morto e 4 feriti, il tragico bilancio dell'incidente stradale avvenuto questa mattina intorno alle 5:30 sulla strada statale 410 Pernaro nell'Agrigentino. Nell'impatto tra due autovetture ha avuto la peggio un romeno di 42 anni, sul posto oltre ai sanitari del 118 sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri di Licata e Naro e il personale ANAS. La strada è temporaneamente chiusa per agevolare il lavoro dei soccorritori e per effettuare i rilievi di legge. Viabilità alternativa tra Altofonte e Giacalone attraverso la strada provinciale 20 e la statale 186. E un altro incidente mortale si è verificato a Palermo, in via Cipressi. Nello scontro tra una Fiat Punto e uno scooter è morto un uomo di 51 anni, Maurizio Lamonica, che era alla guida del mezzo a 2 ruote. Con lui a bordo c'era la figlia di 20 anni, che è stata trasportata in gravi condizioni all'ospedale civico in codice rosso dai sanitari del 118. L'automobilista dell'auto coinvolta è rimasto illeso. Adesso andiamo ad Augusta, dove rimane alta l'attenzione dopo il rogo che ha colpito lo stabilimento Ecomac. Ore e ore per domare tutti i focolai con i vigili del fuoco arrivati da diversi comandi della Sicilia, ma abbiamo anche raccolto la rabbia tra i residenti che ancora una volta devono fare i conti con il rischio diossina nell'aria. Francesco Aloi. Non si può abitare più ad Augusta, qua ci conviene che ne scappiamo di questo paese. Alla fine respiriamo veleni, siamo nel triangolo della morte. Troppi casi di cancro, giovani morti di cancro ci sono in questo periodo. Lo sfogo di alcuni residenti di Augusta dopo il grosso incendio che ha colpito lo stabilimento Ecomac. Vigili del fuoco e protezione civile impegnati per ore, ma domare tutti i focolai è cosa che richiede molto tempo e tutt'altro che semplice. Ad andare in fumo tanta plastica e corre la paura per l'allarme diossina. Quando gira il vento che viene verso qui, a volte si sente puzza di gas, quindi la paura c'è, certo. E sono stati proprio i sindaci della zona ad invitare tutti a restare a casa. L'alta colonna di fumo nero è stata vista anche a chilometri di distanza. È inconcepibile che dopo il primo incidente di qualche anno fa non siano state prese le dovute precauzioni. Un incendio che si ripete nello stesso stabilimento a pochi anni di distanza. Il sindaco di Priolo Gianni chiede al presidente del Libero Consorzio Giansiracusa di convocare i primi cittadini della provincia e da più parti si chiedono più controlli e attenzioni per un territorio che, a dire dei residenti, è martoriato anche dalle raffinerie. Nelle prossime ore ARPA dovrebbe diffondere i dati dei campionamenti dell'aria, fari accesi anche dalla Procura di Siracusa, che ha aperto un fascicolo.
Disagi questa mattina sulla A18 Messina-Catania con lunghe code in direzione del casello di San Gregorio a causa di un restringimento di carreggiata per lavori di scerbamento. Una lunga fila già da prima delle 7 ha creato difficoltà agli automobilisti diretti nel capoluogo etneo. Viaggia sui tir la cocaina che raggiunge la Sicilia. A Catania sequestrati oltre 60 kg di droga per un valore di oltre 13 milioni di euro. Arrestato un trentenne di origini campane. Desiree Ferlito. Fiumi di cocaina destinati al mercato del catanese viaggiavano su un tir rintracciato nella zona industriale di Catania. Tra il fondo e le pedane della merce trasportata, la Guardia di Finanza, con il supporto dell'unità cinofila, ha scoperto abilmente occultati 2 borsoni di colore scuro, contenenti ben 64 kg di panetti di sostanza stupefacente. I militari hanno identificato e arrestato un trentenne di origini campane. Ad insospettire gli agenti delle Fiamme Gialle durante il controllo è stato l'atteggiamento particolarmente nervoso dell'uomo. Da qui la scelta di una perquisizione più approfondita del mezzo pesante. La droga ritrovata avrebbe fruttato sul mercato dello spaccio circa 13 milioni di euro. Come se non bastasse, il grosso carico di cocaina, all'interno di un cassettino portaoggetti è stato trovato anche un piccolo quantitativo di hashish, oltre a denaro in contanti. L'uomo arrestato è stato condotto nel carcere di Piazza Lanza a Catania. Si infittisce il mistero intorno alla strage di via D'Amelio, dove persero la vita il giudice Borsellino e gli uomini della sua scorta. Fra qualche giorno ricorre il 33esimo anniversario della sua morte, mentre il ritrovamento delle intercettazioni dell'inchiesta Mafia Appalti potrebbe creare un collegamento tra le due vicende. Manlio Viola. Il ritrovamento di nastri e brogliacci delle intercettazioni dell'inchiesta Mafia e Appalti di 35 anni fa apre un nuovo spaccato in un'altra inchiesta, quella sul depistaggio per la strage di via D'Amelio, aperta a Caltanissetta. I PM nisseni mesi fa hanno iscritto nel registro degli indagati per favoreggiamento a Cosa Nostra l'ex magistrato antimafia palermitano Gioacchino Natoli e l'ex procuratore Giuseppe Pignatone, sospettati di aver insabbiato quella indagine che Borsellino poco prima di morire avrebbe voluto riaprire. Ma la difesa dell'ex PM dimostrò che l'ordine di istruzione degli atti era un provvedimento ordinario disposto su un modulo prestampato che all'epoca veniva usato in tutti i casi di archiviazione e dunque non provava nulla. A Natoli viene contestato dalla procura di Caltanissetta di aver insabbiato il procedimento aperto a Palermo dopo l'invio delle carte da Massa Carrara su presunte infiltrazioni mafiose nelle cave toscane. Lo avrebbe fatto con intercettazioni troppo brevi e nascondendo, d'intesa con un ufficiale della Guardia di Finanza, Screpanti, anche lui indagato, vere e proprie autonome notizie di reato emerse da quelle intercettazioni. Fra queste, la messa a disposizione dell'imprenditore e politico Ernesto Di Fresco in favore del boss Francesco Bonura, nonché una concreta ipotesi di aggiustamento di un processo mediante l'interessamento di Di Fresco stesso nel procedimento pendente davanti alla Corte d'Assise di Palermo, sempre a carico di Bonura per un'accusa di duplice omicidio. Il ritrovamento pone un secondo interrogativo: perché l'ordine di istruzione non fu eseguito? Fatto sta che l'analisi di questi documenti adesso potrà essere dirimente in un senso o nell'altro. In politica acque agitate nella maggioranza della regione, il caso Amata continua a suscitare polemiche. Schifani smentisce il pressing per le dimissioni dopo le dichiarazioni del commissario di Fratelli d'Italia Luca Sbardella e dice: voglio solo dimostrare la mia onestà, dice l'assessore regionale. Manlio Viola. Dopo le dichiarazioni di Luca Sbardella, commissario di Fratelli d'Italia in Sicilia, che lascia trasparire un'analisi in corso ai vertici romani del partito sul caso Galvagno e Amata e non esclude decisioni nelle prossime ore, pur restando molto prudente, si sono scatenate le voci di pressing per chiedere le dimissioni soprattutto dell'assessore regionale al turismo Elvira Amata. A fronte delle notizie in base alle quali riservatamente il presidente avrebbe chiesto a Fratelli d'Italia di rimuovere l'assessore o convincerlo a fare un passo indietro per evitare che lo stesso presidente della regione si vedesse costretto a prendere lui una decisione, il governatore adesso smentisce e precisa: non ho mai chiesto le dimissioni di Elvira Amata, né queste sono all'ordine del giorno. Il governatore con l'occasione risponde anche a chi lo accusa di aver perso un'occasione già durante il dibattito d'aula, scegliendo di restare in silenzio seppur presente alle dichiarazioni di Galvagno. Sull'intera vicenda continua a mantenere il doveroso riserbo istituzionale perché è rispettoso nei confronti della magistratura ma anche dei colleghi che
ricoprono autorevoli ruoli istituzionali, dice ancora Schifani. Del resto, poco prima anche l'assessore Amata aveva smentito, seppur in modo sibillino, sue imminenti dimissioni. Al momento l'unica determinazione che ho è quella di dimostrare la mia totale onestà di comportamento, aveva detto la titolare dell'assessorato al turismo. Resta però il rischio di una paralisi dei lavori dell'ARS, a fronte della quale Sbardella si era espresso. È fuori di dubbio che le indagini della Procura di Palermo non possono paralizzare il Parlamento siciliano, a prescindere dalle evoluzioni per i singoli indagati, aveva sottolineato il commissario. Questo ovviamente non vuol dire andare avanti come se nulla fosse. Palermo è nella morsa del caldo, le alte temperature bloccano le carrozze trainati dai cavalli, record di telefonate anche al 118 da parte di molti anziani. Marco Gullà. Oltre 35 gradi e ancora una volta giornata da bollino rosso a Palermo per il forte caldo. Record di chiamata al 118 soprattutto da parte degli anziani e sempre più bambini piccolissimi in arrivo all'ospedale di Cristina in stato di disidratazione. E se in molti fronteggiano le ondate di calore andando a mare, c'è chi invece rimane in città, come i tanti turisti che affollano il percorso arabo-normanno. Bottiglia d'acqua e ventaglio, impossibile separarsene. Tantissimi turisti insomma chiedono acqua. Sì, tantissimi. Noi la vendiamo a €1 per rinfrescare la gente, non è che ci guadagniamo chissà che. Per rinfrescare la gente la vendiamo a €1 e siamo qui dalla mattina, diciamo, fino al pomeriggio, intorno alle 4, alle 5. Consigli ai turisti in questo momento? Sì, una bella granita o una bella acqua bella fredda e rilassarsi e godersi questa bellissima città. Già se ne va a mare, l'unico modo per fronteggiare questo caldo è andarsene a mare o stare dentro una grotta. E a mare c'è chi è andato percorrendo la 19 Palermo-Catania. Dopo la rimozione dei tanto discussi cantieri, il traffico è certamente più scorrevole, non si registrano particolari disagi. Il forte caldo non abbandonerà il capoluogo anche nei prossimi giorni e infatti per le alte temperature scatta il divieto di circolazione per le carrozze. Lo ha stabilito un'ordinanza firmata dal sindaco Roberto Lagalla. La decisione è stata assunta in merito alle comunicazioni della Protezione Civile sull'eccezionale ondata di calore che investirà la Sicilia nei prossimi giorni e vista anche la relazione dell'assessore al benessere animale Fabrizio Ferrandelli. A Catania il nodo parcheggi, è difficile posteggiare sulle strisce bianche che sono sempre più rare, in centro si trovano solo stalli a pagamento o riservati alle forze dell'ordine. Tonino De Mana. Nel cuore di Catania non si trovano neanche con il lanternino. Cercasi strisce bianche, ormai sostituite da stalli blu a pagamento e gialli, riservati alle forze dell'ordine. Un chiaro esempio è il perimetro di Piazza Verga, dove specie di mattina, per la presenza del tribunale, trovare un posto equivale ad un terno all'otto e va peggio ai soggetti portatori di handicap. Nella zona del Tribunale non ci sono strisce bianche, nella zona del Tribunale ci sono pochissimi stalli disabili, malgrado dovremmo avere un rapporto di 1 a 20, un posto disabile ogni 20 posti a pagamento. E poi ci sono i paradossi. Il car sharing è stato sospeso l'1 maggio a Catania. Malgrado ciò io l'8 maggio sono stato multato e malgrado nella mia autovettura avesse esposto il CUDE. L'opposizione sollecita verifiche sul numero degli stalli. Il Comune di Catania non ha mai fatto la verifica della quantità di strisce bianche, gialle e quelle a pagamento. Fondamentalmente troviamo la città disorganizzata e invasa da strisce blu. Le uniche strisce gialle che vediamo in più sono quelle delle forze dell'ordine e ci sarebbe da farsi una domanda: tutte le auto che sono parcheggiate sono auto di servizio? E non manca la frecciatina all'amministrazione Trantino sui 15 minuti di cortesia sulle strisce blu approvati dal Consiglio Comunale. L'amministrazione non ha messo ordine, anzi ci ha approvato il Consiglio Comunale con una delibera per istituire nuovamente il quarto d'ora ai autisti, ma in realtà il sindaco sembrerebbe essere contrario. A breve pausa, poi parleremo di Mare Sicuro e anche di tendenze per quanto riguarda la moda mare. A tra poco. Mari e laghi sicuri nel 2025, la maxi campagna estiva del Comando Generale delle Capitanerie di Porto garantirà legalità, sicurezza e tutela ambientale lungo le coste italiane. Già operativa la Guardia Costiera di Pozzallo. Veronica Barbarino.
5 mezzi navali operativi via mare, presidi fissi a terra e un'unità di ricerca e soccorso attiva 24 ore su 24. È l'operazione Mari e Laghi Sicuri 2025, la maxi campagna estiva voluta dal Comando Generale delle Capitanerie di Porto per garantire sicurezza, legalità e tutela ambientale lungo le coste italiane. Coordinata per la Sicilia orientale dalla Direzione Marittima di Catania, l'operazione coinvolge in prima linea la Capitaneria di Porto, Guardia Costiera di Pozzallo, impegnata lungo il litorale ibleo, da Pozzallo ad Acate. Generalmente riscontriamo un'osservanza di quelle che sono le disposizioni che fanno capo alla nostra ordinanza di sicurezza balneare. In questi primi giorni abbiamo iniziato con attività di carattere spiccatamente preventivo presso gli stabilimenti balneari. Alcune volte riscontriamo la mancanza di alcune dotazioni a bordo delle unità da diporto e quindi consigliamo a tutti i diportisti, prima di intraprendere la navigazione, di verificare di avere a bordo tutte le dotazioni. Come spesso diciamo, la sicurezza inizia in banchina. I primi giorni di attività hanno infatti già fatto registrare infrazioni e circa 5.200 euro totali di sanzioni amministrative. Sotto la lente anche la nautica da diporto, con l'assegnazione del bollino blu. A tutti i diportisti che supereranno con esito favorevole i controlli verrà rilasciato un bollino blu che, appunto, applicato sullo scafo, permetterà di evitare ulteriori controlli durante la navigazione. L'operazione proseguirà fino al 21 settembre e per ogni emergenza in mare si ricorda il numero blu 1530 e il numero unico 112, operativi gratuitamente 24 ore su 24. E adesso vediamo qual è la moda a mare per l'estate 2025, quali sono i costumi più di tendenza con Desiree Ferlito. Dall'iconico bikini con i laccetti alle tinte unite o le stampe coloratissime, fino all'elegantissimo costume intero. Iniziata con la bella stagione la ricerca dell'outfit perfetto da spoggiare in spiaggia. C'è chi preferisce non sbagliare. Per me il nero no, assolutamente non si sbaglia mai. E chi sceglie l'intramontabile fiorato. Si tiene a essere anche, alla moda al mare? Sì, diciamo di sì. Niente di più semplice allora che avere una guida ai costumi dell'estate 2025, da cui prendere ispirazione in vista di una giornata di shopping. Tendenza di quest'anno sicuramente il laminato in diversi colori e modelli, il triangolo, il top. Il colore di quest'anno è sicuramente il marrone, anche questo in diversi modelli. Il lurex che non manca mai ogni anno, quest'anno in particolare dai toni del blu e turchese, oppure le paillette per dare un tocco di luce. Quindi non si passa inosservato in spiaggia? Assolutamente no. Paillette e colori sgargianti per chi non vuole passare inosservata. Di gran moda per le più particolari è il trichini, scolpisce il corpo con intagli e silhouette architettoniche. In questo caso molto scollato davanti e dietro. L'Animalier, tornato con prepotenza da qualche anno, conquista i beach club più esclusivi del Mediterraneo. E anche questo con un sotto con il taglio a V un po' più alto. Il taglio dello slip è sicuramente la novità. Quest'anno è di grande tendenza la cosiddetta forma V. Lascia più scoperti i fianchi e slancia la silhouette avvicinandosi alla moda anni 60. Questo per esempio con un taglio a V abbastanza alto, questo doppino che ricorda appunto questi anni e i colori ovviamente molto freschi. Ad ognuno il suo bikini, prepariamoci a scendere in spiaggia con stile ed eleganza con i costumi più cool del momento. Adesso una breve pausa e poi parleremo di calcio mercato. Eccoci al calcio, si avvicina l'avvio della nuova stagione con i ritiri precampionato delle squadre che devono trovare una fisionomia sul mercato. Tante le trattative in corso per le siciliane. Sentiamo con Francesco Triolo. Un tassello dopo l'altro a Palermo. Si sta ragionando così la trattativa ai dettagli con Elia, adesso libera attenzione per il ruolo di portiere. L'obiettivo è quello di riportare Audero, ma Osti sta tenendo d'occhio altre situazioni, anche interne. Ad esempio, durante il ritiro si vogliono valutare le condizioni fisiche di Gomis. Non è detto che possa toccare a lui. A Catania c'è la necessità di fare presto, di accelerare le operazioni, perché il ritiro è tra meno di 10 giorni e l'obiettivo, neanche tanto nascosto all'inizio del mercato, era quello di dare a Mimmo Toscano una rosa quanto più completa
completa e ridotta possibile per consentirgli di lavorare da subito su un gruppo ben definito. L'addio con Inglese impone delle soluzioni di un certo peso davanti, per questo il direttore sportivo Pastore sta valutando con una certa attenzione Simone Corazza dell'Ascoli, ma sul suo taccuino ci sono anche nomi come Finotto, Comi e Natriello. Non è una punta, ma comunque un giocatore offensivo, Michele D'Ausilio, che ad Avellino viene dato come sondato dal Catania. D'Ascoli, Toscano, vorrebbe anche Varone, altro ex del Cesena. Il capitolo uscita è quello più complicato. La Salernitana dopo Inglese potrebbe buttarsi anche su Cicerelli, Montalto potrebbe andare in Serie D, De Rosa. Il Siracusa ha una priorità, il direttore sportivo. Le voci convergono su Antonello Laneri, ma non c'è l'ufficialità. Dopo maggio ha salutato anche Sus, in entrata c'è interesse per Franzoni nella primavera del Torino e per il centravanti Giacomo Corona, figlio di Re Giorgio, del Palermo, ma l'ultimo anno a Pontedera. Il Trapani invece si è tuffato con convinzione su Matteo Battistini, difensore centrale che stava per rinnovare con il Lecco. La proposta dei Granata, però, importante dal punto di vista economico e della durata, un biennale, potrebbe avere la meglio. E c'è uno sport che sta spopolando in Sicilia, è il padel. Secondo un report della federazione, l'isola è tra le prime regioni d'Italia ad amare questo sport. Crescono anche a dismisura i campi e le scuole. Marco Gullà. La Sicilia si conferma regione che fa da traino al padel in Italia, consolidando numeri e primati che raccontano la crescita esponenziale di questo sport nell'isola, con 872 campi da gioco e 337 strutture circoli, è oggi la terza regione in Italia per numero di campi e club, superata solo da Lazio e Lombardia. Siamo tra le prime regioni in Italia come numero di tesserati, come numero di campi. Delle 337 società affiliate, ben 190 fanno attività di padel. Ma è sul fronte della formazione che arriva il sorpasso. Secondo i dati della FITP, con 87 scuole di padel attive, la Sicilia è oggi la prima regione italiana per numero appunto di scuole, superando il Lazio e la Lombardia. Il successo del padel in Sicilia è testimoniato anche dai numeri dei campionati assoluti che si stanno giocando adesso al TC2 e che hanno ben 100 iscritti. Il successo di tutto il movimento è frutto di un lavoro di squadra. Il padel è ormai presente in 127 comuni siciliani, dunque nel 32% di tutti i comuni della regione. In pratica un comune su 3 in Sicilia ha almeno un campo di padel, ben al di sopra della media nazionale che si ferma al 22%. Siamo anche tra le prime regioni in Italia per quanto riguarda l'attività di base, il TPRA, sia come numero di squadre iscritte ai vari campionati, sia come tornei svolti, come numero di iscrizioni nei vari tornei. Quindi numeri in crescita in ogni settore. È tutto per questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito. Buona giornata. Prossimo appuntamento con Sicilia 24 alle 14.